Settima corsa, sono in 9 al via sulla distanza del miglio. Cavalli di 4 anni, 1 Frac Clac Spritz, 2 Fuera, 3 Folie NP, 4 Fly dei Grepi, 5 Flash Italia, 6 Flash Point Call, seconda linea 7 Fackelfin, 8 Frank BF, 9 Futura Laxmi. Pronostico che vede Folie NP nettamente favorita, numero 3 Roberto Vecchione, macchina che accelera con Folie NP che cerca di assumere l'iniziativa, ci prova Flash Point Call all'esterno ad impegnarlo, ma conquista la testa Folie NP in poche battute e guida all'attacco della piegata. Folie NP leader, Flash Point Call si accoda in seconda posizione davanti a Fly dei Greppi, rimane invece scoperta all'esterno Flash Italia, 200 iniziali in 14,4 con allieva di Roberto Vecchione che conduce, completa il quarto iniziale in 29,4, Flash Point Call in schiena con Fly dei Greppi in terza posizione, Flash Italia che cerca di risalire nella posizione ovviamente più scomoda, esterna scoperta, dopo 600 metri di gara, situazione che rimane abbastanza cristallizzata con in vantaggio Follia NP nei confronti di Flash Point Call, Flash Italia che cerca di avanzare gradualmente dopo 800 metri in 59,9. Frank BF intanto a sua volta all'esterno con Futura Laxmi. Stiamo intanto al chilometro coperto in 1,15,1. Cerca di venire via in terza ruota ora Futura Laxmi. Allunga intanto la battistrada. Folie NP arriva a 400 metri dalla conclusione con un parziale in 14,7. Terza ruota ancora per Futura Laxmi. Futura Laxmi supera Flash Italia, mentre in terza ruota va ora Frank BF, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, in vantaggio Follia NP. Follia NP si mantiene in testa ai 100 conclusivi, deve vedersela però con il gran finale a centropista di Frank BF che passa e nelle battute conclusive piega decisamente Follia NP che è battuta poi all'interno anche da Flash Point Call. 1,14,8 il ragguaglio conclusivo e ancora a segno Manuel Pistone che oggi sigla così un triplo in giornata. Bel primo piano nei confronti di Flash Point Call che a sua volta piega Follie NP che aveva cercato di andarsene sul percorso ma nel finale è calata notevolmente. Primo piano a buona quota per Frank BF, Manuel Pistone che colleziona così un triplo in giornata per conto di Mattia Ricci, a sua volta al triplo, questa volta per il signor Marcello Cello.